Abbiamo iniziato l'anno scorso questo progetto enoturistico che si propone di far conoscere a chi lo desidera, quindi l'invito è rivolto a tutti, ciò che rappresenta un bicchiere, un calice di Valdobbiadene Prosecco Superiore, quindi il territorio da cui nasce, i vari aspetti della cultura locale. Quindi questi 3 incontri che abbiamo avviato quest'anno hanno proprio lo scopo di soffermarsi sui diversi aspetti della nostra identità culturale. Naturalmente avendo come punto di riferimento questo belvedere, questo casolare, che per noi rappresenta un po' un approdo, cioè il luogo dove si concentra la fatica della lavorazione delle vigne, però nello stesso tempo anche il ristoro, la piacevolezza, la bellezza di ciò che ci circonda. E naturalmente ci permette anche di percepire la realtà del luogo, quindi la ripidità delle colline, la fatica del salire a piedi, anche, ripeto, la piacevolezza di bere un calice di Lafarra Prosecco Superiore in mezzo alle vigne dove viene prodotto, la possibilità di stare qui con calma, di godere del paesaggio, relax, avere la possibilità, se uno vuole, di prendersi un libro, di leggere, conoscendo ulteriormente anche sotto questo profilo altri aspetti della nostra identità. Quindi in qualche modo è un progetto che è iniziato l'anno scorso, che cerca di consolidarsi quest'anno e che ovviamente speriamo avrà un seguito anche nei prossimi anni. Siamo qui tra le colline, nel comune di Farra di Soligo, tra le colline del Prosecco, però non siamo qua per la vite, non siamo qua per il Prosecco, ma siamo qua per un'altra cosa. Stiamo accompagnando un gruppo di amanti, chiamiamoli così, a raccogliere erbe. La raccolta delle erbe oggi è diventata qualcosa di modaiolo, se vogliamo, tanto che è stato coniato il termine inglese foraging. In realtà è un'attività molto antica ed è soprattutto un'attività che nasconde dietro questa semplicità, diciamo, di raccogliere le erbe una sapienza, un sapere antico che parte dall'antichità classica. Noi dobbiamo tener conto che tutto il mondo della medicina, tutto il mondo della farmacopea fino all'800 inoltrato era basato sulle erbe, su quello che veniva raccolto in natura. E altra cosa è che per secoli questo mondo di erbe era la base del sistema alimentare delle classi povere, delle classi contadine, e ogni regione aveva le sue erbe. C'è un proverbio veneto che dice che ogni erba che guarda in su ha la sua virtù e ogni erba che alza la testa è buona per la minestra. Quindi siamo andati avanti secoli a mangiare erbe e a curarsi con le erbe. Allora abbiamo una sapienza, diciamo, alta, di medici speciali che preparavano tutto il medicina, ma poi soprattutto abbiamo tutto un filone, chiamiamo così, molto popolare, che usava queste erbe. E l'altra cosa interessante che dobbiamo dire è che appunto protagoniste nei secoli di queste sapienze tramandate, custodite in maniera anche gelosa, erano le donne, le erbere come venivano chiamate, che custodivano gelosamente i loro segreti, tanto che la Chiesa le guardava con sospetto. E quindi noi con queste attività cerchiamo sì di far riscoprire un mondo che c'è ancora, perché il mondo selvatico delle erbe, tra i vigneti ma in mezzo ai boschi, è presente ancora, ma cerchiamo di far passare il messaggio che oggi con le erbe si è tornati a curare. Si torna ancora appunto all'erba e ci sono industrie che usano. Io qua alle mani ho una così, delle più comuni che trovate anche nei vostri giardini, la piantagine. L'uso della piantagine aveva degli impieghi straordinari come rinfrescante dello stomaco, ma soprattutto ancora oggi se tu hai una zanzara che ti punge, stropicci un po' questa erba, te la passi e ti passa la puntura. Quindi l'idea è quella appunto di far capire che in queste bellissime colline, boschi e colline, non c'è solo il prosecco, anzi è l'ultimo degli arrivati.
ma tra un filare e l'altro c'è un mondo vegetale che ci riporta indietro col tempo e che ancora oggi ci dice qualcosa di importantissimo. Abbiamo iniziato queste passeggiate con la possibilità di gustare il paesaggio e i prodotti locali. E questa è la prima giornata in cui abbiamo assaporato anche la vista sul nostro bellissimo paesaggio e il riconoscimento delle varie tipologie di erbe. Proseguiremo i prossimi incontri il 28 di giugno con il racconto delle colline, una nuova mitologia con Miro Graziottin che dialoga con Ferena Lenzi. Questo sarà un incontro interessante perché vediamo come ci percepiscono da fuori, come la gente di pianura percepisce la gente di collina. E infine abbiamo il terzo incontro con Echi di Dioniso, suggestioni poetiche e musicali tra i filari, e quando appunto Paolo Stefan dialogherà con un violinista che è Rémi Sottonon e metterà in dialogo gli aspetti legati alla lingua del territorio, dell'esperienza vitivinicola insieme agli aspetti musicali. Quindi sono tre incontri veramente interessanti perché abbracciano un po' tutta l'esperienza sensoriale che può essere appunto da quella olfattiva, gustativa, ma anche quella sensoriale e quella legata all'ascolto della musica. Quindi se questa cosa interessa partecipate pure perché è un'esperienza che merita, perché il posto qui è veramente magnifico.